Bentornati a un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige TV e bentornati a una nuova edizione di TG Daily. Vediamo insieme le principali notizie del giorno. Traffico d'oro tra Veneto e Austria, è questo il titolo di apertura del nostro quotidiano Daily Verona. La Guardia di Finanza smantella un'organizzazione criminale che trasportava lingotti non tracciabili e denaro. 2 arresti e sequestrati 6 kg d'oro, 1 milione in contanti e beni immobili. Vediamo il servizio. Trasportavano verso l'Austria oro di dubbia provenienza per tornare con borse piene di denaro. A gestire questo traffico illecito 2 vicentini, le cui mosse sono state ricostruite dalle Fiamme Gialle in circa 6 mesi di indagine. L'operazione Golden Cash della Guardia di Finanza dei comandi provinciali di Verona e Vicenza ha portato al fermo di 2 uomini. L'accusa è di riciclaggio transnazionale. Spiega il colonnello Emanuele Camerota, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Verona. Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I 2 vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni. Molto alta l'attenzione dei trafficanti nel nascondere le proprie comunicazioni e il denaro. Erano poche le telefonate, mentre per i messaggi utilizzavano strumenti di cancellazione automatica dei testi. L'attività di indagine dei finanzieri si è quindi basata anche sui vecchi pedinamenti e appostamenti, oltre alle operazioni più tecnologiche. Il denaro inoltre era nascosto in un particolare doppio fondo in un intercapedine di una cassaforte blindata. A Verona 14 milioni del PNRR per il filobus. L'arrivo delle risorse permette un'accelerazione sul cronoprogramma per completare la linea ibrida entro fine giugno, che ora diventa l'obiettivo principale. Andiamo avanti, caso Lucia Araso, il 13 maggio l'udienza sull'archiviazione. La famiglia della giovane veronese precipitata nel 2020 in Germania si oppone alla chiusura del caso, presentata una nuova perizia tecnica firmata da esperti forensi. Andiamo avanti, Verona in azione con Climact Expo, al via le tavole rotonde. Seconda giornata alla Camera di Commercio per Climact Expo 2026, al centro del dibattito la decarbonizzazione, il nuovo PAT e le soluzioni concrete per contrastare la crisi climatica. Sentiamo le parole della vicepresidente dell'associazione Verso, Irene Lamma. Eventi, tematiche molto importanti, come sta andando? Sta andando molto bene, siamo contenti di questo nuovo format anche che ha visto dei laboratori ieri soprattutto molto più coinvolgenti, quindi non solo tavole rotonde dove le persone ascoltavano, ma proprio dei momenti attivanti di co-costruzione e immaginazione di questi futuri possibili che stiamo cercando insomma di costruire. E poi anche oggi insomma è già avvenuta la plenaria multisettoriale, quindi con il coinvolgimento di tantissime professioni diverse, e siamo contenti che c'è stata una forte partecipazione e anche i relatori ci hanno portato dei temi veramente di grande valore, quindi adesso poi si stanno svolgendo le tavole rotonde settoriali, anche lì quindi con tanti temi interessanti e approfondimenti proprio per ogni settore, per continuare insomma a lavorare sul fatto che sì, i cambiamenti climatici richiedono delle competenze verticali molto specifiche, ma anche richiedono la cooperazione di tutti insomma. Ecco, domani un'altra giornata con anche altre novità. Esatto, sì, domani tanti eventi per i cittadini e le cittadine di Verona, c'è la biciclettata, lo show cooking, la camminata in natura, l'affresco del clima, uno spettacolo itinerante, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti, laboratori per i bambini, quindi aspettiamo tutti quanti qua in Camera di Commercio e anche a Fucina Teatro Culturale Machiavelli per quanto riguarda l'affresco del clima, mentre lo spettacolo itinerante sarà alle 5 del pomeriggio sui bastioni. Via 20 settembre scatta l'ultima fase dei lavori sulla rete del gas.
Gli interventi riguardano il tratto verso Porta Vescovo e Piazza 16 ottobre. I cantieri partiranno a metà maggio per concludersi entro fine giugno, prevista la rimozione di 2 plateatici. Andiamo avanti adesso, focalizziamoci sullo speciale elezioni amministrative, speciale San Bonifacio. Sui canali di Verona Network è possibile trovare l'intervista multipla ai candidati di San Bonifacio, che ricordiamo sono Deborah Marzotto, candidata di Più San Bonifacio, Roberto Turri, candidato di Lega e la Trasparenza, Marco Andrioli, candidato di Cittadini del Parco Urbano e San Bonifacio Bene Comune, Valeria Geremia, candidata per Forza Sambo e Verona Domani San Bonifacio, Giampaolo Provoli, candidato delle liste Provoli e Adesso, e Michael Faccini, candidato per Salviamo San Bonifacio. Oltre a loro c'è Leonardo Frigo, candidato di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Difesa del Territorio e Libero Patto San Bonifacese, Gabriele Lain, candidato per Partito Democratico e Territorio e Comunità. Andiamo avanti sempre parlando di politica. Ruzza, a Samoter nuove rotte per mobilità e logistica del Veneto. L'assessore alla mobilità del Veneto al Salone delle Macchine per Costruzioni a Verona Fiere afferma: l'obiettivo della regione è chiudere l'aggiornamento del piano regionale dei trasporti entro l'anno corrente. Spostiamoci in provincia. Cloruro di vinile. A Cologna Veneta Legambiente afferma da non sottovalutare. L'associazione ha raccolto i dati di oltre 50 pozzi privati per mappare la contaminazione della falda e chiede al sindaco Scalzotto di accelerare le indagini di ARPAV. A Somma Campagna 11 nuove telecamere per la sicurezza urbana, progetto da oltre 80.000 euro per migliorare il sistema, 6 nuove telecamere per la lettura targhe e 5 di videosorveglianza urbana. Andiamo adesso nella nostra sezione economia. Vinitaly rilancia la promozione del vino italiano tra Sud America e Asia, focus su Brasile e Cina. Dopo la 58esima edizione veronese, Verona Fiere punta sull'internazionalizzazione del comparto vitivinicolo con 2 appuntamenti strategici: Wine South America in Brasile e Wine to Asia a Shenzhen. Andiamo avanti. Cassa Padana cresce nel 2025, utile a 16,5 milioni e raccolta oltre 4,3 miliardi. La banca di credito cooperativo conferma solidità patrimoniale e radicamento nei territori tra Brescia, Cremona, Mantova, Verona e Vicenza. Il 16 maggio l'assemblea dei soci, chiamata anche al rinnovo delle cariche sociali. Andiamo avanti, ci spostiamo adesso nella nostra sezione sportiva. Parliamo di basket, playoff, la Scaligera vince gara 1 allo scadere con McGhee. I gialloblu difendono il fattore campo al termine di una sfida intensa risolta a pochi decimi dalla fine. Domani sera si torna in campo per gara 2. Marco Pacione è il nuovo direttore sportivo del Caldiero. L'ex storico team manager del Chievo Verona entra nei quadri dirigenziali giallo-verdi. Michele Sebastiani assumerà il ruolo di direttore generale a partire dalla prossima stagione. Andiamo avanti nella nostra sezione cultura e spettacoli. Evento speciale in Arena, si festeggia il patrimonio UNESCO italiano. Si terrà il 5 giugno in Arena Campioni del Mondo, Italia Loves UNESCO, l'evento che celebra il primato UNESCO dell'Italia. Viaggio poi nelle piazze dei sapori a Verona fino a domenica. Le voci dai protagonisti dell'evento, un grande percorso diffuso dedicato alle eccellenze enogastronomiche italiane, in programma nel centro storico Scaligero fino a domenica 10 maggio. Andiamo in conclusione. Premio Innovazione 2026, il 14 maggio la cerimonia di premiazione. Appuntamento per giovedì 14 maggio con l'evento promosso dall'Associazione Verona Network nella sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona. 17 i progetti presentati dalle scuole superiori, ITS e scuole professionali in gara. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione locale di Radio Adige TV.